Il rombo dei motori, le risate dei ragazzi che hanno assistito alla gara improvvisata e clandestina fra auto di grossa cilindrata e poi la partenza a folle velocità in una delle vie centrali di Altivole. Il video postato subito dai giovani su TikTok e Instagram e poi finito su tutti i social. Il monitoraggio costante dei carabinieri ha consentito di arrivare alle immagini shock della folle corsa in paese. Una bravata dopo una serata trascorsa in un bar che si trova proprio nei pressi della partenza. Le due auto fianco a fianco, al centro lo starter e poi il via. Qualche metro, una curva e poi la frenata violenta passando sopra un dissuasore di velocità. Poteva essere una tragedia se solo in quell'istante fosse transitato un altro veicolo. Due macchine guidate da due ragazzi molto giovani che hanno impegnato entrambe le corsie di un tratto stradale piuttosto frequentato anche all'ora della notte in cui è avvenuta questa gara e che appunto si sono sfidati per diverse centinaia di metri ad altissima velocità. I due automobilisti del posto sono stati denunciati. Si tratta di un ventenne neopatentato impiegato e un 23enne di origini albanesi operaio. I carabinieri di Castelfranco stanno ora cercando di identificare lo starter che in centro tra le due auto ha dato il via alla corsa. Lo starter sarebbe un avventore del bar che non ha legami con i due ragazzi che si sono sfidati alla guida dei veicoli. Stiamo cercando di identificare anche lui perché risponderà dello stesso reato commesso da chi era alla guida delle macchine. Una volta identificati i due giovani automobilisti sono stati convocati dai carabinieri. Hanno compreso, spiega il comandante, il gesto sconsiderato ed hanno assicurato che si è trattato di un fatto isolato. Ci tengo a precisare che i due giovani hanno compreso la gravità del gesto perché appunto avendo interessato un tratto in curva in contromano, questa bravata poteva assumere dei contorni molto spiacevoli se non tragici. Rischiano, in caso di condanna, una reclusione da 6 mesi ad un anno, una pena pecuniaria dai 5.000 ai 20.000 euro, la confisca della macchina, un Audi e una Volkswagen, e a livello amministrativo la sospensione della patente da 1 anno a 3 anni, ora al vaglio della prefettura di Treviso.